Amici, buongiorno, ben ritrovati. Come promesso, questa prima edizione inizia prima, perché oggi è il 4 di novembre, festa di unità nazionale e festa delle forze armate, una festa che ha davvero tantissimi anni, istituita nel 1922 e che ricorre appunto tutti gli anni, e tutti gli anni ci sono diverse commemorazioni, a partire da quella all'Altare della Patria a Roma, con la deposizione della corona d'alloro al milite ignoto, e così anche in Veneto. Tante le celebrazioni per la festa di unità nazionale, che vide la vittoria con la firma dell'armistizio a Villa Giusti il 3 di novembre, Villa Giusti a Padova, e da qui l'annessione al nostro paese di Trento e Trieste e una sorta di prima unificazione nazionale. E la festa, la celebrazione oggi è soprattutto a Venezia, dove è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha terminato da poco le celebrazioni a Roma, appunto presso l'Altare della Patria. Venezia blindata, negozi chiusi in piazza San Marco, una celebrazione allestita di tutto punto e di cui vi abbiamo dato conto in questi giorni nei nostri telegiornali. Per noi ci sono due troupe al lavoro, abbiamo con noi il nostro Lorenzo Maier, che vedo già collegato. Andiamo subito da te, Lorenzo, eccoti, buongiorno. Che aria si respira, dove ti trovi? Buongiorno Anna, a te e ai nostri telespettatori. Siamo in piazza San Marco, una piazza San Marco tirata lucida, come dicevi giustamente tu, e siamo vicino ai bambini, perché non ci poteva essere occasione migliore che celebrare questa festa guardando allo futuro. È un po' anche il segno e il significato di questa festa, sì, storica, ma di un'Italia che guarda al futuro. Lo staff del Quirinale e del Ministero della Difesa ha voluto ospitare veramente delle persone speciali, i bambini delle scuole veneziane, una rappresentanza dei bambini delle scuole veneziane, che ne abbiamo qui due, Francesco e Matteo, accompagnati dalla loro insegnante, che sentiremo tra poco. Dicevi bene, una festa antichissima, ma che dal 2018 ha avuto dei dettagli organizzativi, possiamo dire, nuovi, cioè dal 2018 ogni 4 novembre una città d'Italia scelta ospita questa celebrazione con la presenza del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, che ha deposto la corona a Roma del milite ignoto, è dato in arrivo, anzi il suo aereo di Stato dovrebbe essere già atterrato da quanto sappiamo, e quest'anno è proprio Venezia che ospita la madre di tutte queste celebrazioni per quest'anno, quindi un evento storico anche per la città, non era mai accaduto prima. Ma vi dicevo, è giusto, è bello per noi di Antena 3 ospitare i giovani, i bambini che sono il nostro futuro. Allora è una giornata da ricordare, indimenticabile per loro. Intanto vi chiedo come vi chiamate. Francesco. Matteo. E lei? Giovanna. Ecco, come mai siete qui oggi? Perché oggi è il 4 novembre del 2024 e si ricorre la giornata dell'Unione d'Italia e delle Forze Armate. Bravissimo, vedete che sono preparatissimi. Eri emozionato per venire qui? Molto. Mi sento famoso. Ti senti famoso e sai che stai partecipando a una giornata in cui rappresenti tutti i bambini italiani, in un certo senso. Sì. Okay. Come vi siete preparati, maestra, insegnante, a questo appuntamento? Noi di questo appuntamento e di queste problematiche ne parliamo sempre in classe, quindi siamo abbastanza preparati in tutto questo. E porgo anche da parte di tutte le altre scolaresche qui presenti con noi i saluti, e ringraziamo soprattutto tutti di questa grande opportunità che noi abbiamo avuto di essere presenti qui in questa bellissima piazza ad accogliere il Presidente della Repubblica. Allora adesso vi faccio una domanda che non è difficile. Come si può realizzare un'Italia migliore, magari essendo amici tra di voi? Si può organizzare Come tu puoi essere migliore, per esempio giocando con i tuoi amici? sì, anche per
rispetto anche all'ambiente. Sì. Rispetto all'ambiente, dicevi, per cui una città sostenibile. Come lo è Venezia del resto. A te chiedo invece se avessi l'occasione di dire qualcosa anche attraverso le nostre reti al Presidente Mattarella, cosa vorresti dirgli? Che è un bravo presidente e ha fatto molte cose buone per l'Italia. Ok. Non so, voi nel vostro percorso di studio studiate anche un po' la storia, gli altri stati, gli altri paesi? Sì. E perché sei contento di essere italiano? Perché l'Italia ha anche molti vantaggi e anche anche cose buone che ha fatto tutto il popolo. E accoglie tanti bambini anche magari di un colore diverso della pelle. E per me è anche perché c'è molta più libertà, in altri paesi invece non possono, vengono obbligati in tantissime cose ingiuste, devono pagare tantissimo, invece qua sei molto più libero di fare quello che vuoi, stando sempre alla norma della legge. Ok, quindi siamo anche dei bambini, delle persone fortunate, vuoi dire, no? Sicuramente questo è una fortuna per noi, un qualcosa che ci deve impegnare. Sì. Bravissimo. Poi, allora, questa è una giornata, come dicevano giustamente qua i nostri due bravissimi ospiti e il loro insegnante, è una giornata importante perché deve guardare un po' anche al futuro, all'impegno, no? Quando vi hanno detto che oggi sareste state qui, cosa avete pensato? Abbiamo pensato che ci fosse stata tantissima gente e visto che non eravamo mai andati prima, allora eravamo tanto in ansia, eravamo emozionatissimi. Vi hanno regalato anche qualcosa, mi sembra. Sì. E cosa vi hanno regalato? Gioia di venire qua e incontrare il presidente e di vedere molte persone tipo esercito, alpini, carabinieri. Vedi Anna che sono bravissimi questi nostri ospiti, ma io intendevo una cosa molto più venale. Quale? Ecco, la bandiera, tienila tu pure, farla vedere, è stata regalata dallo Stato del Quirinale e anche vedo qualcosa che è in testa, un cappello che è importante. Sì, e anche la spilla. Ah, quindi Cosa significa bello. la bandiera? Cosa significa la bandiera? La bandiera significa che quando arriva il presidente si alzano tutti in piedi per onorare il presidente qui a Venezia e alzare la bandiera e svolazzarla. E fare Bianco, rosso, verde, come mai? Infatti dovresti sapere tu. Lo facciamo dire agli Allora, noi ne abbiamo parlato a scuola, l'emozione. Ecco, verde, speranza. Bianco, fede, e rosso, amore, inteso come passione degli uomini che hanno lottato e sacrificato le loro vite per rendere l'Italia un paese libero. Quindi ecco, abbiamo tanti significati importanti da questa giornata. Un'ultima cosa vi chiedo, poi vi lascio andare a godervi la cerimonia, anzi ve ne chiedo due, poi vi chiedo anche un saluto a tutti i nostri telespettatori. Dopo aver passato questa giornata, domani come tornerete in classe per tutte e tre i nostri ospiti? Domani torneremo in classe felicissimi di aver visto il Presidente della Repubblica e racconteremo tante cose belle alle nostre famiglie. E anche vorremmo anche disegnare e scrivere un testo che riguarda questa giornata. Felici di essere qui e di aver dato anche noi il nostro piccolo contributo alla realizzazione di una condivisione e dello stare insieme tra tutti noi. Ma è stata una sorpresa, ve l'hanno comunicato da tempo o è stata una cosa dell'ultimo momento? Guardi, è accaduta per caso perché siamo stati avvisati dalla scuola che c'era questa opportunità e noi siamo venuti subito, non tanto
per metterci in mostra, perché non è questo lo scopo, ma lo scopo principale è quello di credere nelle istituzioni e nella forza della Repubblica e quindi di abituare soprattutto i bambini a queste cose. Cosa volete fare da grandi? Io vorrei fare, cioè ho molto tempo per pensarci, Il capo dello Stato? forse. Il cuoco. Poco, bene. E allora vi chiedo un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3. Ciao a tutti e grazie di averci guardato. Anche per me è la stessa cosa che ha detto il mio compagno Francesco. Grazie a tutti e un arrivederci a presto. Benissimo. Anna, hai qualche domanda? Lorenzo, allora volevo capire quali sono le classi, sono tutti ragazzini delle elementari, ci sono anche classi di medie e superiori? Te lo faccio dire subito. Che classi sono rappresentate qui oggi? Allora, qui loro sono in quinta elementari, però ci sono rappresentate tutte le scuole di Venezia. Nominiamole. Allora c'è la Giacinto Gallina che fa parte dell'Istituto San Girolamo, compresa anche la scuola Sansovino. Poi ci sono le scuole di Murano, la Dante Alighieri e dopo non... e il Morosini, elementari e medie. Ecco, diceva giustamente l'insegnante il Morosini, perché il collegio Morosini è molto coinvolto, ospita una scuola importantissima, rinomata a livello nazionale, e una delle ultime volte, la penultima volta che il capo dello Stato è stato qui a Venezia, è andato proprio a Morosini, anzi qui in piazza, per festeggiare una ricorrenza importantissima di questa scuola che forma le forze militari del futuro, ecco, della Marina. Quindi ci sono poi tutte le forze dell'ordine, tutte le forze militari. Abbiamo visto entrare in modo solenne il gonfalone della città di Venezia, ma anche della regione Veneto e della città metropolitana. C'è una rappresentanza di tutti i sindaci della città metropolitana di Venezia, oltre ovviamente al sindaco Luigi Brugnaro, che arriverà insieme al capo dello Stato e insieme al governatore della regione Luca Zaia. C'è la capitaneria di Porto, tutte le forze armate, e c'è anche, così per congiungere una festa per tutte le età, anche una rappresentanza nutritissima degli ufficiali in congedo, proprio perché l'Italia vuole unire tutti quanti, i bambini, coloro che svolgono servizio, i veterani, li chiamiamo così, che sono comunque una testimonianza di storia molto importante anche per i ragazzi. Chiedo un'altra cosa ai ragazzi: chi è che vi ha trasmesso qualcosa dell'essere italiano? Non so, i vostri genitori, i vostri nonni? Soprattutto anche le nostre maestre ci hanno detto che è anche importante essere italiani per lo Stato. Essere orgogliosi. E a me sia la scuola sia i miei genitori in un'altra maniera, ma sempre in una maniera molto importante, ecco. E la storia, vi piace studiare la storia o è un po' difficile, noioso? una via di mezzo, sia bella ma anche a volte può essere molto lunga e molto interessante, ma anche non troppo. Giustamente. Per me è tantissimo interessante perché io sono un appassionato di storia tra il Novecento e il 940. Chi è il personaggio che ti colpisce di più? Uno. Di che argomento? Di quello che vuoi. Racconta del tuo nonno, no? Il tuo nonno, esatto. Chi era il tuo nonno? Allora, il mio bisnonno era stato catturato nei campi di concentramento nazisti e è riuscito per un pelo a sfuggire dai tedeschi. E è tornato in Italia. Bellissima cosa. Grazie Lorenzo. Anna?
Lorenzo, grazie. Da te torniamo tra poco. Intanto facciamo un passaggio da Filippo Fois, anche lui in piazza San Marco. Grazie Lorenzo Maier che è in compagnia di Alberto Pivetta. Andiamo invece da Filippo Fois, sempre in piazza San Marco, con la nostra Nicoletta Rizzetto. Filippo, eccoti, buongiorno. Dove ti trovi? Quando? Dacci un po' il timing delle celebrazioni. Anna. Allora, guarda, innanzitutto vi sta facendo vedere Nicoletta Rizzetto questa finestra delle procuratie vecchie che ha un'importanza storica. Garibaldi qui salutando Venezia libera auspicò Roma capitale d'Italia. La data è il 26 febbraio del 1867, il che significa che Venezia e il Veneto erano diventati italiani da circa 4 mesi, perché il plebiscito che sancì l'ingresso del Veneto nel Regno d'Italia si celebrò domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866, data che tra l'altro oggi, il 22 ottobre, è anche la festa dell'autonomia del Veneto, perché 7 anni fa si celebrò il famoso referendum consultivo. Vedete un po' come la storia poi si rincorra nelle date. Allora, noi siamo davanti alle procuratie vecchie, vedete che tutti i negozi di piazza San Marco e anche i famosi caffè sono chiusi e lo rimarranno fino alle 15. C'è un robusto apparato di sicurezza. Qua vedete la gente che si è prenotata per assistere alla cerimonia del 4 novembre. Tutti hanno dovuto mostrare un QR code o comunque un invito per poter entrare. Tutto si sta svolgendo chiaramente all'insegna della sicurezza. C'è un metal detector per entrare in piazza, sono stati allestiti vari varchi, per cui tutte le persone che vedete qui si sono dovute prenotare. Tra l'altro ci sono tantissimi veneziani, però noi abbiamo visto, per esempio, qui abbiamo conosciuto questi ragazzi che non sono. You're not Italian. I'm not Italian. Where are you from? I'm from the Netherlands. The Netherlands. Yeah. And how did you come here? How did I come here? My friend, he studies here. He's an exchange student, and I'm visiting him. So that's why I'm here in Venice. Ah, ok, ha detto che praticamente allora lui è olandese, è venuto qui a trovare un suo amico, il quale gli ha detto perché non andiamo a vedere la festa del 4 novembre, per cui si trovano qui. So it was the idea of your friend, Yeah. your friend's idea. Yeah, it was my friend's idea. But I'm also here to remember the First World War, because I feel like today is very important to remember it, because war is coming closer to Europe, and I feel like by remembering big conflicts such as these, we can learn important lessons for the future, and also see where conflict and nationalism can lead us. All right, thank you very much. Luca ha detto sì, è qua per vedere questa cerimonia, ma anche per ricordare, grazie, la prima guerra mondiale, visto che questo è anche il giorno in cui si firmò l'armistizio nel 1918, dice è un tema di forte attualità, perché purtroppo la guerra si sta avvicinando anche ai nostri territori. Effettivamente ha fatto una bella riflessione. Io vedo che c'è anche Marco Bellato, che è il presidente della municipalità di Favaro Veneto, anche lei qui. Allora, stavamo parlando del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e anche si celebrano le forze armate, la fine della prima guerra mondiale. Oggi che importanza ha festeggiare questa ricorrenza? Beh, buongiorno a tutti. Innanzitutto essere qui oggi è un segnale di vicinanza nei confronti anche del Presidente della Repubblica, che viene a onorarci della sua presenza. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica è stato sempre molto vicino a Venezia, anche quando c'è stata l'Acqua Granda, ma ricordo anche quando venne in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Essere qui, dell'anno accademico di Ca' Foscari, essere qui oggi ha un significato molto importante, perché vuol dire no alla guerra e sì alla pace, ricordare i caduti di tutte le guerre e chi ha dato la vita per garantirci di vivere in una società libera, democratica e pacifica, ma il 4 novembre del 1918 vi fu anche l'unificazione finale dell'Italia, no? Perché venne riannessa Trieste vennero riannesse Trieste e Trento. Ecco che questo procedimento di unificazione continuò anche dopo, perché l'Italia fu ricostruita dai militari insieme ai cittadini, quindi oggi siamo qui come cittadini insieme ai militari e le forze armate in un procedimento che vuole essere anche di unione, di collaborazione, di stare insieme, perché dobbiamo rimanere tutti uniti soprattutto in questi momenti. Essere qui il 4 novembre significa anche voler cercare di uscire da una società che ha messo al primo posto l'individualismo per onorare i valori dell'umanità, della fratellanza e i valori del 4 novembre che sono le forze
Forze Armate, l'unità d'Italia e viva l'Italia, quindi mi viene da dire. Grazie a Marco Bellato, Presidente della Municipalità di Favaro, che ha concluso, perché noi abbiamo cominciato il collegamento con la finestra da cui si affacciò Garibaldi nel 1867 e effettivamente dopo la Prima Guerra Mondiale ci furono anche l'arrivo di Trento e Trieste. Noi salutiamo e ringraziamo Bellato, continuiamo a vedere un po' questi turisti, anche se vedo che ci sono diverse personalità, c'è anche Francesco Zingarlini, buongiorno, che è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Prima dicevamo c'è un rapporto speciale che lega il presidente Sergio Mattarella con la nostra città, perché sono molte le visite che ha fatto. È già la 10ª volta che il Presidente della Repubblica ci onora della sua presenza, e il fatto che Venezia sia stata gratificata in questo importantissimo giorno per la nostra patria, che è il giorno dell'unità nazionale delle Forze Armate, ci rende molto orgogliosi. Senta, che significato ha oggi? L'abbiamo chiesto anche prima dei ragazzi, anche degli olandesi ci hanno detto importante oggi pensare anche alla Prima Guerra Mondiale, visto che i conflitti sono molto vicini a noi, ci sono diverse scolaresche, che lezione si può trarre dal 4 novembre? Il 4 novembre è una ricorrenza appunto della Prima Guerra Mondiale che ci deve spingere soprattutto solo a riflettere ed ammirare con immensa commozione tutte le centinaia di migliaia di giovani vittime, ragazzi giovanissimi che sono morti per il Regio Esercito italiano nella Prima Guerra Mondiale, e appunto guardando i conflitti del presente che magari ci possono essere nel futuro li potremo affrontare solamente con una giusta determinazione e uno sguardo a quello che abbiamo passato. Grazie a Francesco Zingarlini, consigliere comunale a Venezia, grazie, buona cerimonia. Noi ci continuiamo il nostro giro, vediamo un po' di vedere. Excuse me, è italiano? Sì, salve. Sì, sono in italiano, salve. Da dove viene? Padova, sono di Padova. Come mai è venuto qui? Perché l'avevo visto negli annunci, insomma, sui social. E poi Venezia, insomma, è sempre bella, una bella occasione. Io studio a Ca' Foscari comunque, quindi... Ha un significato particolare per lei il 4 novembre? Sì, certo, è importante, nel senso soprattutto secondo me perché anche magari al giorno d'oggi si dà... c'è sempre meno importanza data magari alle forze armate in generale, magari anche alle istituzioni, c'è un po' una crisi in questo senso, per cui insomma avere questo tipo di cerimonie è importante. Sì, insomma, non c'è infatti neanche troppa gente, diciamo, però insomma. Lei si è dovuto prenotare, quindi come ha fatto? 3-4 giorni fa c'era un link su un sito, ecco, semplice come cosa, ecco. Sì, non ha fatto fatica. No, però magari anche, non so, magari per altra gente, turisti, non so, magari. Ci sono anche quelli, siamo a Venezia, quelli non mancano. Grazie della sua buona giornata. Dunque noi, come vedete, vi facciamo vedere perché siamo proprio vicini alla Basilica di San Marco, e tra poco... Sì, Filippo, Anna. mi senti? Abbiamo sentito dire qualcosa ai megafoni, il timing delle manifestazioni quale sarebbe? Si dovrebbe iniziare tra poco, l'arrivo di Mattarella è previsto tra poco. È previsto tra poco, io adesso stavamo parlando, ma mi è sembrato di sentirlo annunciare anche dall'altoparlante, perché l'arrivo di Mattarella è previsto per mezzogiorno, poi il Presidente lascerà già Venezia alle ore 13, per cui sì. Una cosa velocissima. Sarà proprio una visita lampo. Allora Filippo, ti lasciamo per un attimo, torniamo da Lorenzo, che ha avuto insomma delle informazioni in più in merito al percorso che dovrebbe fare il Presidente Mattarella che, come abbiamo ricordato all'inizio, questa mattina era all'altare della Patria, era a Roma. Vi facciamo vedere le immagini che arrivano da Roma direttamente con la presenza, l'arrivo proprio del Presidente Mattarella. Queste sono le immagini di Roma con la deposizione della corona. Avete visto, qui c'è il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che sarà presente anche a Venezia insieme al Segretario di Stato. Oggi la Repubblica guarda con rispetto e devozione al percorso che dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale alla liberazione, alla scelta della solidarietà europea e atlantica, ha saputo costruire un paese coeso e unitario, portatore di valori di pace della comunità internazionale. Sono le parole che ha detto Mattarella direttamente da Roma, e parole che probabilmente replicherà anche a Venezia. Quindi presente il Segretario di Stato Maggiore, presente il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Intanto vedete le immagini che arrivano da Roma, siamo davanti all'altare della Patria.
3 novembre 1918 l'armistizio di Villa Giusti e il 4 novembre 1922 invece per la prima volta la prima corona d'alloro al Milite Ignoto. Allora torniamo invece con le immagini a Venezia per andare dal nostro Lorenzo Maier, che appunto ci anticipava avere delle novità, no, in merito al percorso che dovrebbe fare il presidente Mattarella. Lorenzo. Sì, Anna, buongiorno. Il percorso del Presidente Mattarella è ovviamente riservato e forse verrà deciso un po' anche all'ultimo, ma da quello che vediamo per i fotografi appostati, per i movimenti del cerimoniale, dovrebbe passare proprio qui davanti a pochi metri e forse anche, ma non si sa, dare un saluto ai bambini. Inizialmente si pensava, si diceva che avrebbe potuto anche fare il giro per dietro e poi salire direttamente sul palco, il palco delle autorità che è già gremito, sono tutti ai loro posti perché qui la piazza, come dicevi giustamente in apertura, è chiusa dalle 2 di questa mattina e le persone, gli ospiti e tutti coloro che dovevano arrivare hanno dovuto essere qui entro le 9, 9:30, 10 al massimo per posizionarsi. Il palco delle autorità che è gremito, mancano appunto solo il seguito di chi sarà con il Presidente, quindi il sindaco della città ospitante, il governatore, e sul palco c'è anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che è arrivato poco fa, ha salutato anche i bambini e è salito al suo posto. Ecco i colpi di cannone, 21 colpi che dovrebbero proprio sancire l'arrivo del Presidente della Repubblica. È stato detto prima, i bambini, come vi stanno facendo vedere le immagini di Alberto Pivetta, si sono alzati in piedi e si stanno alzando in piedi come da disposizione. 21 colpi che rappresentano, sparati a salve ovviamente, che rappresentano il benvenuto della città di Venezia, della regione Veneto e dell'Italia intera che qui oggi è rappresentata a Venezia al Presidente. Esauriti questi colpi di cannone a salve dovrebbe sbarcare Sergio Mattarella. Il cerimoniale, da quello che ci è stato comunicato, il programma in realtà non prevede un intervento dal palco del Capo dello Stato. Parleranno il ministro Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore che rappresenta i vertici del Ministero della Difesa. Mattarella, a meno che poi non voglia lui fare uno strappo al protocollo, anche se sappiamo che il Presidente è sempre molto ligio al cerimoniale, dovrebbe solamente presenziare senza parlare, ma ripeto, le sorprese ci possono comunque sempre essere. È previsto l'arrivo delle frecce tricolori che dovrebbero arrivare proprio, sorvolare proprio qui la facciata principale della Basilica, e dei paracadutisti, quindi una cerimonia di tutto punto in grande stile che non dovrebbe essere nemmeno eccessivamente lunga, perché per le 13 è previsto da programma la conclusione, lo sfilamento delle autorità e la ripartenza pressoché immediata del Presidente della Repubblica, che raggiungerà Roma dopo essere stato qui a Venezia. Tutti sono pronti in silenzio, si attende di vedere spuntare o sul palco o da questo lato della piazza il cammino, il passo del Presidente della Repubblica, che ovviamente sarà circondato da tutto un suo seguito, quindi un momento anche di emozione particolare, perché come ci hanno ricordato i bambini è un momento per ripensare all'unità nazionale, ma anche per dare un messaggio al futuro, un messaggio di speranza. Vediamo dei movimenti che Alberto vi sta documentando con le riprese, che lasciano presagire da qui a qualche istante l'arrivo del Presidente.
Eccolo, sì, Lorenzo, hai detto bene, vediamo questi movimenti, il Presidente Mattarella affiancato sicuramente dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, stiamo arrivando a questo nutrito gruppo di persone, saranno almeno una ventina e adesso inizieranno a sventolare le bandierine, no? Che i ragazzi che sono state consegnate ai ragazzi delle scuole proprio per... intanto vediamo anche il capo di Stato Maggiore che starebbe avanzando, il nostro Filippo Fois invece è posizionato da un'altra parte rispetto alla visuale che puoi avere tu e quindi è in mezzo alle persone. Ricordiamo che sono 4.000 le persone a cui è stato consentito l'accesso a Piazza San Marco, come ben hai detto tu, attraverso la richiesta di un pass e con un QR code, perché appunto è una Piazza San Marco blindata con i negozi chiusi fino alle 15. Lo vediamo il Presidente Sergio Mattarella avanzare. E poi Anna sì. 4.000 persone, dicevi bene, tutte in piedi, perché contrariamente a quanto è successo per esempio per la visita pastorale di Papa Francesco, la piazza è completamente sgombra, per cui i cittadini sono in piedi già da diverse ore per assistere a questo momento. Gli unici seduti, a parte noi, sono i bambini delle scuole e ovviamente gli ospiti sul palco principale davvero scenografico che porta i colori della bandiera italiana. Siamo tutti in attesa, i bambini sono disciplinati ma attenti a carpire un qualche passaggio. Il Presidente in orario, oserei dire perfetto, perché allo scaccare di mezzogiorno qui sentiamo anche il suono della marangona tipico di Venezia, il suono delle campane della Basilica di San Marco che scandiscono l'ora di mezzogiorno, e quindi il Capo dello Stato è stato ed è puntualissimo nonostante una giornata carica di impegni. Il Presidente della Repubblica si appresta a fare l'ingresso sul luogo della cerimonia. Si appresta a fare, per cui ecco, sentite l'annuncio dello speaker, parte l'applauso, il sindaco Brugnaro e passano probabilmente qui perché vediamo Crosetto a pochi... Ecco qui, c'è il Presidente Mattarella che è proprio qui a pochi metri da noi. Viene salutato, eccolo qui il Presidente con il Ministro Crosetto. Presidente, niente, il Presidente è andato, un applauso, lo ha accolto e adesso dalla parte principale della piazza sta entrando. Mentre il sindaco Brugnaro con il governatore hanno... Dopo aver ricevuto gli onori militari, passerà in rassegna i reparti. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, dal Consigliere per gli Affari Militari, Presidente della Repubblica, generale di Squadra Aerea Gianni Candotti. Onori al Presidente della Repubblica.
dell'esercito italiano, della Marina Militare e delle Forze Navali, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Brigata di Informazione Interforze e banda musicale pronti per la rassegna. Avete visto la stretta di mano del presidente Sergio Mattarella, ci sono il presidente Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro seduti accanto al presidente. Signor Presidente,
nella stupenda cornice di Piazza San Marco sta per iniziare la cerimonia del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una celebrazione che, come ogni anno, permette di riflettere sulla storia del nostro Paese e di ricordare gli esempi di abnegazione, generosità, coraggio e amor patrio che hanno consentito la costruzione della nostra identità nazionale. Questa giornata costituisce il momento ideale di incontro e di amalgama tra forze armate e cittadini di ogni parte d'Italia. Incontro rinsaldato dalla volontà del Parlamento che quest'anno ha voluto, con una legge, ribadire il collegamento ideale esistente tra la nazione e le forze armate, sancito dall'articolo 52 della nostra Costituzione. Per la quinta volta la celebrazione si svolge in una sede diversa da quella tradizionale di Roma, in questo caso una magnifica città, Venezia. Venezia, condividendo con altre città venete come Treviso, Padova e Vicenza la sorte di trovarsi in zona di guerra, fu bersaglio fin dal 24 maggio 1915 di ripetuti bombardamenti che provocarono morti e feriti tra i civili e gravi danni al prezioso patrimonio artistico e architettonico del centro urbano. Il primo bombardamento coincise con il primo giorno di guerra, il 24 maggio 1915. Ne seguirono altri 41, per un totale di 1029 bombe che causarono 52 morti e 84 feriti. La città pesantemente colpita fu dall'ottobre del 1917 strenuamente difesa dalla neocostituita Brigata Marina, che assicurava anche la copertura del fianco a mare della Terza Armata. I fanti di Marina protessero la città così coraggiosamente che i cittadini veneziani decisero di tributare il loro valore con l'attribuzione del nome e dello stemma del loro santo patrono. Signor Presidente, oltre ad essere l'occasione per ricordare l'immane sacrificio di centinaia di migliaia di italiani ed esprimere la nostra gratitudine verso chi ci ha consegnato in eredità questo grande patrimonio di valori, la celebrazione odierna vuole anche essere di monito a tutti noi per non dimenticare le sofferenze e le tragedie generate dalla guerra. Allo stesso tempo, essa è un invito a rilanciare un segnale di concordia, speranza, solidarietà e vitalità che serva a recuperare l'importanza del dialogo e della cooperazione tra persone e popoli, per imparare a convivere con le divergenze e le diversità, superandole e trasformandole in ricchezza. Sono queste, signor Presidente, le tante premesse di una bella festa di condivisione e di emozioni che i presenti avranno modo di vivere a breve a nome di tutti gli italiani. Prende ora la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. Guardate un po', no? Comandante, dia pure riposo, grazie. Signor Presidente della Repubblica, a lei, massima espressione delle istituzioni e dei valori costituzionali, rappresentante dell'unità nazionale e comandante supremo delle Forze Armate, rivolgo il deferente saluto di tutti i civili e militari della difesa e associo il mio personale. Torno il rispettoso saluto al Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, al Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, ai sottosegretari di Stato per la Difesa, onorevole Matteo Perego di Cremnago e senatrice Isabella Rauti, al Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, senatrice Stefania Craxi, ai Capi di Stato Maggiore emeriti della Difesa e gli onorevoli parlamentari intervenuti. Saluto e ringrazio per la loro presenza il Sindaco della città metropolitana di Venezia, il Prefetto di Venezia, i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti Macedoini
il comandante generale della Guardia di Finanza e le autorità civili, militari, religiose oggi presenti. Mi inchino alle bandiere di guerra dell'esercito, della Marina Militare e delle Forze Navali, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e alle bandiere di guerra e di combattimento dei reparti e dell'unità navale che oggi riceveranno il giusto riconoscimento per essersi particolarmente distinti in impieghi internazionali. Rivolgo il mio commosso pensiero ai nostri caduti e alle loro generose famiglie, ai nostri valorosi decorati e ai feriti in servizio. Al riguardo saluto con ammirazione e affetto gli atleti del gruppo sportivo paralimpico della Difesa che rappresentano un fulgido esempio di determinazione, coraggio e spirito di servizio per tutti noi, per tutti gli italiani. Rendo inoltre omaggio al gonfalone della città di Venezia, decorato di medaglia d'oro al valor militare, ai gonfaloni della Regione Veneto e della città metropolitana di Venezia, ai laberi e ai medaglieri delle associazioni combattentistiche d'arma, custodi senza tempo delle tradizioni, dei valori della nazione, della memoria del sacrificio di coloro che ci hanno preceduto garantendoci libertà e democrazia. E infine un caloroso saluto ai reparti schierati e a tutti gli intervenuti, i numerosi intervenuti ed in particolare ai tanti bambini, ai tanti ragazzi che rappresentano il futuro della nostra società, il futuro della nostra Italia. Nella splendida cornice di Venezia, città lagunare dall'inestimabile patrimonio artistico, storico e militare, celebriamo la ricorrenza del 4 novembre 1918, giorno in cui entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti, sancendo la fine del primo conflitto mondiale. Il 4 novembre è una data che per volontà del Parlamento italiano quest'anno vede ricomprendere nel giorno dell'unità nazionale la giornata delle forze armate, acquisendo un significato ancora più profondo a testimonianza del legame che unisce le forze armate stesse al Paese, così come sancito dalla Costituzione. Si tratta di una ricorrenza di altissimo valore simbolico, in quanto rappresentazione moderna del compimento dell'opera risorgimentale di unificazione nazionale, passaggio fondamentale nella costruzione della nostra nazione, avvenuta anche grazie al determinante contributo delle forze armate. Con la cerimonia odierna ricordiamo la chiusura di un percorso di unità di popolo, di coscienze, di territorio che ha intriso le pagine della nostra storia con valori, ideali e spirito di sacrificio portati all'estremo dei nostri predecessori. La Grande Guerra fu un dramma senza precedenti. 6 milioni di soldati italiani furono mobilitati, oltre 650.000 persero la vita e circa 1.500.000 rimasero feriti e mutilati. E a questa tragica conta si aggiunsero i quasi 650.000 italiani costretti ad abbandonare le loro abitazioni lungo le linee del fronte. Il prezzo della vittoria impose al Paese un doloroso tributo di sangue e oggi è nostro dovere onorare la memoria dei caduti. Solo grazie a questo enorme sacrificio l'Italia si affermò solennemente al mondo come popolo e come nazione. Per tali ragioni ritengo che il 4 novembre, oltre ad essere una giornata di celebrazione e commemorazione, costituisca anche un'opportunità di profonda riflessione sulla tragedia umana rappresentata dalla guerra, indipendentemente dalla sua dimensione o dai luoghi nei quali si svolgono i combattimenti. E ciò è ancora più vero ai nostri giorni, quando per la prima volta dal secondo dopoguerra le fondamenta dell'ordine mondiale sono quanto mai minacciate ed esposte ad equilibri geopolitici lacerati e relazioni internazionali caratterizzate da dinamiche di crescente competizione. Queste ultime, oltre a manifestarsi attraverso scontri aperti come in Ucraina, in Medio Oriente o nel Mar Rosso, danno vita a forme più occulte di influenza e penetrazione strategica in regioni di fondamentale interesse per la nostra nazione come il Mediterraneo allargato o l'Indo-Pacifico. L'attuale contesto internazionale ci ricorda dunque che la sicurezza delle nostre famiglie, dei nostri confini, della nostra democrazia non va data per scontata come se fosse una condizione naturale, ma deve essere considerata una conquista che va protetta, una conquista che va difesa.
In tale quadro le Forze Armate continuano a rappresentare uno degli strumenti fondamentali per creare le condizioni di credibilità e deterrenza necessarie a promuovere la pace, il benessere, la prosperità del nostro Paese e dei nostri alleati. Ma ciò diventa possibile solo con uno strumento militare moderno, funzionale, spiccatamente interforze, tecnologicamente bilanciato e all'avanguardia in tutte le sue componenti. Uno strumento militare pronto ad operare, se necessario, anche in caso di sforzo prolungato. A questo riguardo rivolgo un sentito ringraziamento a lei, signor Ministro della Difesa, onorevole Crosetto, per la costante attenzione che dedica alle Forze Armate, per la sua sapiente guida che ispira il cammino della difesa italiana verso la modernità e le grandi sfide che il futuro ci riserva. La sicurezza tuttavia non può essere intesa come il risultato delle azioni messe in atto unicamente dalla difesa, quanto piuttosto come il prodotto di un più vasto sistema di strumenti e capacità espressi dall'intera nazione. E nello specifico, per quanto attiene proprio al contributo del comparto difesa alla sicurezza nazionale e alla stabilità internazionale, voglio ricordare l'attuale impegno delle nostre Forze Armate in patria e all'estero. Oggi, in questo momento, militari italiani stanno operando in una dimensione geografica la cui ampiezza è senza precedenti. Dalla regione artica a quella subsahariana, attraverso il fianco est e sud-est dell'Alleanza dei Balcani, dal Mediterraneo allargato all'Indo-Pacifico. Un impegno corale al quale le Forze Armate partecipano con grande convinzione e professionalità. Attualmente sono impiegati all'estero circa 7.000 militari in 36 missioni e operazioni per contribuire alla sicurezza, alla tutela della sicurezza internazionale e a promuovere i principi fondamentali della libertà e della dignità umana. Si tratta di professionisti di altissimo livello, militari di ogni grado, dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che con grande senso della responsabilità, della disciplina e del dovere, pur lontani dagli ambienti più cari, talvolta per lunghi periodi di tempo, operano in complessi contesti multinazionali nel più profondo rispetto delle popolazioni locali, delle loro culture, delle loro tradizioni e religioni e in aderenza alle convenzioni internazionali e al diritto umanitario. A loro, ai nostri militari che stanno offrendo un grandissimo e preziosissimo contributo al servizio della nazione, anche a costo di grandi sacrifici personali, va tutta la mia riconoscenza, va tutta la mia più convinta ammirazione di comandante, di soldato, di cittadino italiano. E in particolare esprimo la mia gratitudine e vicinanza agli oltre 1.000 soldati che a vario titolo operano in Libano, terra storicamente vicina all'Italia e che con coraggio e determinazione continuano ad onorare la loro importante missione in un ambiente particolarmente complesso e rischioso. Così come all'equipaggio di nave Doria, che ho incontrato 2 giorni fa a Gibuti in occasione del cambio di comando dell'operazione dell'Unione Europea Aspides. Ufficiali, sottufficiali e marinai che operano costantemente a protezione delle linee marittime di comunicazione e della sicurezza marittima nel contesto estremamente delicato del Mar Rosso. Ugualmente estendo i miei sentimenti di profondo ringraziamento e rispetto agli oltre 6.800 militari che con pari unità di intenti e dedizione svolgono il loro lodevole servizio in patria in supporto alle forze dell'ordine e a quelli appena rientrati dalle aree colpite dalle calamità naturali. Ma allo stesso modo voglio ringraziare coloro che, sebbene non in operazioni, svolgono con competenza e abnegazione la loro quotidiana opera in favore del Paese. So bene quanti sono i sacrifici che a loro vengono chiesti. Conosco bene le sensazioni che si provano quando il dovere professionale si antepone ai bisogni familiari, così come conosco molto bene i sacrifici che chiediamo ai nostri cari, ai nostri affetti che in silenzio, con orgoglio e dignità, supportano ogni giorno la nostra scelta di vita. Ed è per questo che rivolgo alle famiglie di tutto il personale civile e militare della difesa un caloroso saluto e un doveroso e sincero ringraziamento. Concludo assicurando che le Forze Armate continueranno a svolgere il loro ruolo con totale dedizione ovunque la patria lo richieda,
tutelando ed affermando i principi e i valori fondamentali alla base del processo di unità nazionale della nostra Italia e della costruzione dell'Unione Europea. Gli stessi principi e valori che celebriamo ogni anno in giornate come quella odierna. Gli stessi principi e gli stessi valori che costituiscono la linfa vitale del nostro agire quotidiano. Viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Prende la parola il Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Via riposo, comandante. Signor Presidente della Repubblica, esprimo anch'io il saluto e il ringraziamento di tutte le donne e gli uomini della difesa mio personale per la vicinanza e l'attenzione che sempre dimostra, anche dell'affetto che dimostra. Saluto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il prefetto Dato Pellos, il sottosegretario di Stato della Difesa, l'onorevole Matteo Federico Granaglio, la senatrice Isabella Rauti, la senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Masiello, della Marina, il ammiraglio di squadra Enrico Fredendino, dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Luca Goretti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Leo Luzzi, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, le autorità civili, militari, religiose, il segretario generale e direttore nazionale degli armamenti. Saluto tutti voi presenti qua oggi, tutti voi militari e tutti voi cittadini e quelli che ci stanno seguendo da casa, ringraziando dell'attenzione che oggi si dà alla difesa. Saluto inchinandomi le gloriose bandiere dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E rivolgo il mio saluto al Gonfalone di Venezia, ai Gonfaloni e alle associazioni combattentisti federali. Inoltre i sindaci dell'area veneziana. Oggi celebriamo la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Ricordava prima il generale Portolano la nascita di questo giorno. Il 4 novembre 1918 fu firmato l'armistizio di Ragusa e finì la Grande Guerra, una guerra che era costata all'Italia oltre 650.000 vite e oltre 1,5 milioni di danni, di feriti. La stessa data, 3 anni dopo, segnò un altro punto fondamentale della nostra storia, perché la salma del Milite Ignoto, che per un anno aveva girato tutte le stazioni Italia, fu tripulata all'altare della patria. E il 4 novembre, signor Presidente, per volontà sua, è ritornata a essere, per sua insistenza, è ritornata a essere nuovamente festa nazionale. Ed è stato unito e ha unito il ricordo per quei tempi e per quelle date per noi fondamentali alla festa delle Forze Armate. Ed è un grandissimo onore per le Forze Armate unire la loro giornata con quella di due eventi fondamentali. Ma perché quest'unione? Noi abbiamo unito un momento felice, la fine di un evento drammatico come fu la prima guerra mondiale, al ricordo di una persona sconosciuta, in rappresentanza delle centinaia di migliaia di persone che morirono in quella guerra per noi, a delle persone che oggi, oltre 100 anni di distanza, fanno una scelta di vita, decidono di servire il loro paese. Abbiamo collegato un evento drammatico, la fine di un evento drammatico, il ricordo del sacrificio con la vita, al ricordo di persone, come diceva prima il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che in questo momento, mentre noi siamo qua a ricordare tutte le Forze Armate, a ricordare
La nostra storia sono in Libano, sono in Kosovo, sono in teatri difficili e sono lì a rappresentare l'Italia e a fare un'unica cosa, come lei ci ricorda sempre, Presidente: difendere con ostinazione la pace, combattere in ogni modo e non arrendersi alla guerra. Questo fanno, difendono le libere istituzioni, difendono la democrazia, difendono il Paese e cercano di costruire sicurezza che non si può costruire solo a livello nazionale, devi costruire a livello internazionale, perché non esiste una sicurezza se ci si chiude nei confini, non esiste una sicurezza se si chiudono gli occhi. È molto comodo chiudere gli occhi. È molto comodo far finta che ciò che accade a centinaia di chilometri di distanza non ci riguardi, non riguardi noi, non riguardi la nostra vita, non riguardi la vita dei nostri figli. E invece drammaticamente tutto ciò che accade intorno a noi, anche a centinaia, migliaia di chilometri di distanza, riguarda la nostra vita, riguarda il nostro futuro, riguarda noi stessi. Quelle centinaia di migliaia di ragazzi che arrivando da tutta l'Italia, parlando dialetti diversi, che non si erano mai visti e conosciuti, si mischiarono nelle trincee, lo fecero pensando di fare qualcosa di importante. Anche loro avrebbero potuto pensare che era più comodo stare nelle loro famiglie, era più comodo stare a continuare a coltivare i campi, a fare quello che facevano in Calabria, in Sicilia, in Piemonte, in Veneto. Non se lo chiesero due volte. Vennero qua e si sacrificarono e l'unità d'Italia nacque anche dal loro sacrificio. E allora quando guardiamo altre persone che in questo momento si sacrificano in giro per il mondo e rivendichiamo il predominio del diritto internazionale e della legalità, lo facciamo anche per difendere il loro sacrificio, lo facciamo anche per ricordare a noi stessi che la difesa della libertà, della democrazia è anche sacrificio. Passa anche attraverso momenti drammatici e noi ci prepariamo, le forze armate si preparano ogni giorno affinché quei momenti drammatici non vengano. Ma ci ha insegnato quel sacrificio che nessuno di noi può girarsi dall'altra parte e far finta che quello che si combatte attorno a noi non ci riguardi. Per questo ostinatamente le forze armate sono, signor Presidente, come lei sa e ricorda sempre, il primo presidio per la pace. E le nostre forze armate, lasciatelo dire con orgoglio, non orgoglio personale, orgoglio da cittadino, non da ministro. Le forze armate italiane non sono così perché c'è questo ministro o per i predecessori, si sono costruite così negli anni. E queste nostre forze armate, lasciatemelo ricordare ad ognuno di voi con orgoglio, sono diventate nel mondo un elemento di rispetto per il nostro Paese. Lo sono diventate per come si sono mosse, per come hanno lavorato, per come ha lavorato ogni singola persona che delle migliaia che in questi anni ci hanno rappresentato all'estero, come stanno lavorando adesso in Libano, in Kosovo, in Lettonia, in Africa, ovunque. E se un grande paese come gli Stati Uniti, quando si pensa di ragionare sulla pacificazione della Palestina, si rivolge all'Italia chiedendo che ad addestrare la futura forza di polizia palestinese sia i carabinieri, perché riconosce all'Italia una specificità, un approccio, una capacità dell'approccio che nessun altro paese ha. E se questo succede che andando in paesi come il Kosovo, il Libano, i nostri presidenti del Consiglio, i nostri ministri sono accolti come amici, lo dobbiamo all'impegno di queste migliaia di persone che in silenzio in questi anni hanno rappresentato il mondo. Allora questa festa è fondamentale per questo, perché non esiste ricordo del passato se non lo si incarna nel presente. Il passato, il ricordo del passato esiste per ricordarci che il presente lo dobbiamo gestire e questo presente lo viviamo, lo gestiamo attraverso il sacrificio silenzioso di migliaia di persone. Ed è giusto allora ricordarla. Io la ringrazio, Presidente, per aver voluto che questo ricordo fosse inciso, diventasse nuovamente festa nazionale, diventasse un momento di riflessione e di ringraziamento.
Per questo oggi siamo qua, per questo oggi siamo stati all'altare della patria, per questo oggi tutte le cariche dello Stato si inchinano al lavoro di centinaia di migliaia di persone. Per questo oggi vogliamo ricordare a tutti noi che le democrazie hanno uno scheletro. Da parte dello scheletro sono le istituzioni, ma a difesa di questo scheletro ci sono della democrazia, della libertà, ci sono sempre, comunque, le forze armate e ci saranno sempre. E oggi vogliamo ringraziare. Viva le forze armate, viva la Repubblica Italiana, viva l'Italia. Il Presidente della Repubblica conferirà la Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia a 6 bandiere di guerra. Bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali. Bandiera di guerra del 152° Reggimento Fanteria Sassari. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Artiglieria Terrestre Pasuvio. Bandiera di combattimento di nave Antonio Marceglia. Bandiera di guerra del 14° Stormo. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio. L'Ordine Militare d'Italia è destinato a ricompensare le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze Armate Nazionali o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore. Può essere conferito anche in occasioni di operazioni militari compiute in tempo di pace, alla memoria e alla bandiera. Vengono resi gli onori alle bandiere di guerra che saranno decorate. Presenta! Onori alle bandiere di guerra! Verrà data lettura delle motivazioni con le quali è stata conferita l'onorificenza. Bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali. Durante il 2023 la squadra navale, operando con notevole spirito di abnegazione, altissima professionalità, perizia marinaresca ed eccezionale umanità,
ha condotto un elevatissimo numero di attività operative e addestrative in campo nazionale e internazionale. In tale periodo gli equipaggi delle unità navali, unitamente al personale delle sue componenti specialistiche, hanno sviluppato un volume di attività senza precedenti, garantendo costantemente la difesa degli interessi nazionali in tutta l'area del Mediterraneo allargato. Esemplare l'azione che si è concretizzata nella partecipazione alle operazioni Mediterraneo Sicuro, Irini, Atalanta, Gavinia, Noble Shield, Brilliant Shield, Sea Guardian e Agenor, garantendo sempre il necessario livello di sicurezza marittima anche nel quadro delle alleanze e delle coalizioni per la difesa degli spazi di sovranità e la sicurezza delle linee di comunicazione marittima. Il sacrificio del personale militare e civile della squadra navale, sempre pronto a rispondere alle esigenze di servizio, ha meritato il plauso della nazione e della comunità internazionale, dando lustro e prestigio all'Italia e alle sue forze armate. Mar Mediterraneo 2023. Bandiera di guerra del 152° Reggimento Fanteria Sassari. Reggimento di Fanteria, protagonista indiscusso di gloriose vicende di coraggio ed eroismo, impiegato in molteplici teatri operativi fuori area, dava prova di altissima professionalità e saldezza morale. Con disinteressati sentimenti di dedizione, i sassarini del 152°, temprati all'ardimento e al sacrificio, si distinguevano nelle diverse aree di crisi per incredibile slancio e generosa solidarietà, manifestati nell'assolvimento dei compiti connessi con la sicurezza e il sostegno umanitario alle popolazioni locali. Fulgido esempio di unità fortemente motivata e coesa, che con indomito valore e magistrale perizia ha fronteggiato molteplici rischi e insidiose difficoltà, accrescendo il lustro e il prestigio dell'Italia e delle sue forze armate in ambito internazionale. Kosovo, Iraq, Afghanistan, 1999-2018. Regno, presenta! Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Artiglieria Terrestre Pasubio. Operando nel solco dei più nobili ideali dell'arma di artiglieria, gli uomini e le donne dell'8° Reggimento Pasubio partecipavano a numerose missioni di mantenimento della pace fuori area, conducendo ogni attività con indiscusso altruismo e altissimo senso del dovere. L'incessante impegno nel sostegno umanitario e l'attiva presenza sul territorio hanno contribuito in modo determinante a guadagnare il consenso della popolazione
incrementando la stabilità e la sicurezza nelle aree di crisi. Chiaro esempio di concreta salvezza morale e indiscussa generosità, ha evidenziato nei suoi artiglieri elevatissima professionalità, consapevole coraggio ed elevate virtù militari, contribuendo ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Italia e delle sue forze armate in campo internazionale. Afghanistan, Kosovo, 2003-2019. Reggio, presenta! Bandiera di combattimento di nave Antonio Marceglia. Impegnata nell'operazione NATO Brilliant Shield, operando in mari e situazioni climatiche non favorevoli, Nave Marceglia conduceva da luglio 2023 a gennaio 2024 una complessa missione finalizzata alla difesa delle infrastrutture energetiche del fianco est dell'Alleanza Atlantica, evidenziando la flessibilità tattica e la versatilità strategica dello strumento aeronavale. Nello stesso periodo l'unità svolgeva, grazie allo spirito proattivo del suo equipaggio, un'energica ed efficace azione di diplomazia navale verso i principali attori istituzionali degli 8 paesi alleati e partner della regione baltica, creando importanti sinergie per elevare la sicurezza marittima e concorrere alla tutela degli interessi nazionali e internazionali, esposti a crescenti rischi. L'operato, gli eccellenti risultati conseguiti hanno meritato il plauso della nazione e della comunità internazionale, dando lustro e prestigio all'Italia e alle sue forze armate. Mar Mediterraneo, 26 luglio 2023, 15 gennaio 2024. Reggio, presenta! Bandiera di guerra del 14° stormo. Prestigioso stormo dell'aeronautica militare, dalle gloriose tradizioni, impiegato in plurime operazioni nei vari teatri di crisi al servizio della comunità internazionale, ha operato con i propri velivoli nell'ambito delle operazioni Inherent Resolve, WAVE, a diretto supporto dell'attività di contrasto al terrorismo islamico, e NATO Air Policing nel fianco est europeo, assicurando la difesa dello spazio aereo dei paesi alleati. Inoltre, con i propri assetti ha assicurato l'evacuazione di personale italiano all'estero da zone di crisi ad alto rischio di attacco, Sudan, Niger e Israele nel 2023, e garantito il rientro di connazionali in condizioni di biocontenimento dalla Sierra Leone per contagi da Ebola. In ogni circostanza il personale del 14° stormo ha dimostrato valore,
coraggio, amor patrio, altissima professionalità e straordinario spirito di sacrificio, conseguendo straordinari risultati a tutela della stabilità internazionale con unanimi apprezzamenti da parte degli alleati, contribuendo così ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Italia e delle sue forze armate in campo internazionale. Cieli del Medio Oriente, dell'Africa, dell'Europa, 2014-2023. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio. L'8° Reggimento Carabinieri Lazio, nel solco delle più nobili tradizioni militari tracciate dall'omonimo battaglione, dava prova di straordinaria professionalità e assoluta dedizione al dovere, tanto nelle attività svolte in patria, anche nelle situazioni più critiche, quanto in quelle condotte all'estero, nei più martoriati teatri operativi fuori area. In particolare, nell'ambito delle Multinational Specialized Unit schierate nelle missioni internazionali in Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Iraq, i carabinieri del reggimento conducevano con coraggio e determinazione, non disgiunti da umanità e vicinanza alle popolazioni, molteplici attività per il mantenimento della pace, la stabilizzazione dell'area, l'addestramento delle forze di sicurezza locali e l'assistenza umanitaria. L'instancabile e meritorio impegno rendeva testimonianza delle eccezionali capacità dell'unità, che contribuiva al successo delle operazioni e ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Italia e delle sue forze armate in ambito internazionale. Territorio estero e nazionale 1998-2024. Presentato. Le bandiere decorate lasciano il luogo della cerimonia, ad eccezione della bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, che rientra nello schieramento. Presentato! Onore alle bandiere di guerra!
Momento, andiamo! Con il deflusso delle bandiere di guerra e dei reparti termina la prima parte della cerimonia. La brigata di formazione interforze lascia il luogo della cerimonia e si predispone per lo sfilamento in parata. Ecco, dunque termina la prima parte della cerimonia. Avete visto i discorsi del generale segretario di Stato Maggiore Luciano Portolano e poi il ministro della Difesa Guido Crosetto. Un momento toccante, avete sentito le parole anche di Crosetto che ha parlato di democrazie come scheletro tenute in piedi anche grazie alle nostre forze armate che sono il primo presidio di pace dei nostri territori. E poi un altro passaggio interessante del ministro della Difesa quando ha detto non possiamo voltarci dall'altra parte perché i conflitti sono distanti da noi. Forze armate dunque che festeggiano e vanno onorate nel giorno in cui si festeggia anche l'unità nazionale. Lorenzo Maier lì presente in piazza San Marco insieme ad Alberto Pivetta. Torniamo da te. Adesso c'è una seconda parte con l'arrivo delle frecce tricolori. Sì, la seconda parte dovrebbe essere quella più diciamo anche scenografica, suggestiva, perché almeno da programma è previsto l'arrivo la sfilata prima dei reparti e poi il sorvolo delle frecce tricolori, e anche questa è un po' una novità dell'ultimo momento che è stata mantenuta diciamo segreta dal cerimoniale, dovrebbe esserci l'atterraggio del nucleo speciale dei paracadutisti. Dopo questo momento non è conclusa la cerimonia, le autorità abbandoneranno il palco e appunto si concluderà questo momento in modo solenne, ufficiale, con questo passaggio da parte dei nuclei speciali, da una parte le frecce tricolori, dall'altro quell'atterraggio in piazza San Marco dei paracadutisti. È previsto poi il passaggio qui in zona stampa del ministro alla difesa Guido Crosetto, che dovrebbe fare un punto stampa volante, e poi la delegazione del Presidente e del Ministro farà ritorno a Roma. Ecco, poi lentamente la piazza dovrebbe tornare alla normalità di una normale giornata di lunedì, e quindi dalle 15 essere poi riaperta anche al passaggio dei veneziani, così come i negozi, le attività che questa mattina sono rimaste chiuse per questo importante momento. Vedete poi al centro della piazza anche un'altra cosa simbolica delle cerimonie, il tappeto che appunto è stato portato appositamente da Roma proprio per questi momenti del 4 di novembre, e c'è adesso che sta sfilando proprio qui davanti a noi il reggimento Lagunari Serenissima. Non serve raccontare quanto i Lagunari siano di casa a Venezia e nel Veneto, ecco, portano appunto il nome della Serenissima, e la parata passa proprio qui davanti anche ai bambini che in segno di saluto sventolano le loro bandiere tricolori che le sono state donate dal cerimoniale del Quirinale. Tutte le forze dell'ordine chiaramente indossano oggi l'alto uniforme, vedete per esempio i carabinieri con la piuma, che è segno dei momenti proprio più solenni, e come ricordava Crosetto, qui da Venezia oggi parte un ennesimo messaggio e richiamo alla pace. Il nome Forze Armate potrebbe in apparenza
invece evocare sentimenti opposti, la guerra, gli apparati bellici. Invece, come ha spiegato, lo scopo, il fine di questa giornata e delle forze armate è quello di custodire e costruire la pace. Nel suo intervento che abbiamo sentito, Crosetto ha detto che non ci si può diciamo così girare dall'altra parte, perché le guerre che sono a pochi chilometri, a poche centinaia di chilometri da noi, riguardano tutti, ecco, e l'Italia e le forze armate italiane contribuiscano a varie missioni di pace anche all'estero. Lo sfidamento è veramente imponente, come vi stanno facendo vedere le immagini di Alberto Pivetta, e adesso quando sarà concluso, appunto, è uno dei momenti più attesi, più suggestivi, con il sorvolo delle frecce tricolori proprio qui sopra la Basilica Cattedrale di San Marco. Ecco, vediamo lo sfilamento Poi in una anche, cornice. Queste medaglie d'oro sui gonfaloni, e la città di Venezia, il gonfalone della città di Venezia è stata già da molti anni decorata della medaglia d'oro al valore militare. Quindi, per sintetizzare un po' il senso di questa giornata, una festa delle forze armate che guarda comunque a un forte richiamo alla pace qui proprio da Venezia, in questa cornice così suggestiva. Il prossimo anno, come abbiamo già detto anche nel collegamento in apertura, la festa solenne delle forze armate si svolgerà in altra città, quindi è davvero un momento storico che poi non si ripeterà per i prossimi anni. Ci saranno le celebrazioni, chiamiamo così, normali, ma quest'anno, nel 2024, Venezia è stata scelta come capofila nazionale. Ecco l'impareggiabile bellezza detto dello speaker. Da una quota di circa 1500 metri, tutti interforze dei paracadutisti. Ecco, i paracadutisti da 1500 metri eseguiranno un lancio di precisione. Quindi è anche un momento di, possiamo dire, di grande tensione, perché è una performance che richiede giorni e giorni di allenamento. Dal 17° scorno cursori dell'aeronautica e dal 1° reggimento carabinieri paracadutisti toscani. Insieme a loro sventola la bandiera tricolore, simbolo per il quale operano, uniti per il Paese, tutti i servitori dello Stato. Sono tutti hanno quei telefonini all'insù per documentare questo momento storico. Sentiamo Lorenzo il vociare dei bambini. Per loro deve essere davvero uno spettacolo unico vedere tutte queste forze armate riunite insieme, e anche, insomma, i riti che seguono, che sottendono proprio alle forze armate. Ecco, vediamo il paracadute tricolore in attesa del passaggio delle frecce. Da 1500 metri. Sono immagini che vi stiamo facendo vedere, che rimarranno sicuramente nella storia di questa piazza, di questa città e ovviamente di tutta l'Italia. Faranno il giro del mondo. Ancora qualche istante ci siamo. Ecco.
Ecco qui. Ecco il secondo. Il secondo paracadute che arriva dolcemente, plana in piazza San Marco. Guardate che bella questa immagine con il presidente Sergio Mattarella con gli occhi al cielo. Vi ricordo che siamo in diretta dalle 11:30. Ecco, 3 paracaduti sono arrivati qui sulla piazza, 3 paracadutisti. Ah, il terzo Lorenzo, adesso... il terzo. Il terzo, sì. Sono arrivati in rapida successione, ecco qui il quarto e quindi il nucleo veramente ha svolto una performance pregevole da 1500 metri, l'atterraggio dolcemente qui in piazza proprio davanti al palco delle autorità dove stanno ricevendo i meritati applausi. Soprattutto i bambini, il pubblico, la gente è ammirata ovviamente. Non ricordo a memoria un atterraggio dei paracadutisti proprio in piazza San Marco. C'è la bandiera italiana, ecco il tricolore. Fede, speranza e amore, come ricordavano i bambini. Sono davvero immagini storiche che non c'erano mai state, che faranno sicuramente il giro del mondo e speriamo che siano di buon auspicio sia per la nostra nazione che sia per la pace nel mondo. Però possiamo dire con un pizzico d'orgoglio che Venezia e il Veneto hanno risposto nel modo migliore a questa cerimonia. Davvero una coreografia studiata nei minimi particolari. Vediamo Lorenzo, davvero una coreografia studiata nei minimi particolari, anche perché questa discesa col paracadute va a precedere il passaggio delle frecce tricolori. Sì, per una cosa davvero che richiede allenamento. La scorsa settimana svegliamo un piccolo aneddoto, era tenuta diciamo molto riservata anche in città questa cerimonia di oggi con addirittura il Presidente della Repubblica. Ce ne siamo accorti la scorsa settimana quando su Venezia in diversi hanno segnalato un sorvolo delle frecce tricolori. Allora le persone, la gente, anche noi ci siamo chiesti come mai e chiedendo, informandoci siamo riusciti a capire che era un allenamento delle frecce tricolori proprio in vista della cerimonia odierna e quindi è stato svelato, ecco, l'arrivo del Capo dello Stato, che poi qualche ora dopo è stato ufficializzato nei canali canonici
del Quirinale della città di Venezia. Per cui davvero una cerimonia che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, soprattutto di questi nuclei speciali che mettono a rischio anche ovviamente la propria vita per queste esibizioni. Abbiamo visto il presidente Mattarella Poi c'è il salutare. sole, Anna, che sì, esatto. non era scontato. Il sole ha davvero baciato questa giornata e in qualche modo, Lorenzo, ha fatto brillare i colori del tricolore che tu ricordi essere l'amore, la speranza e la fede. C'è il presidente Mattarella che sta salutando i paracadutisti e poi appunto questa... insomma, mai tricolore fu tanto esibito, no? davanti alla gente. Poi ricordiamo, siamo in diretta, quindi davvero stiamo seguendo passo dopo passo la cerimonia del 4 di novembre con la festa delle forze armate, unita anche ovviamente alla festa dell'unità d'Italia, ricordando quanto è stato sacrificato per avere l'Italia, il paese che oggi abbiamo. È stato raccolto da una rappresentanza di tutti i reparti presenti all'odierna cerimonia. Sì, tutti i rappresentanti, ovviamente giustamente la speaker ricorda che tutti i rappresentanti hanno accolto il tricolore. Sono la vera e più nobile risorsa delle istituzioni. Dagli ideali Ecco la bandiera che credo arriverà proprio qui davanti a noi. mondiali fino ai giorni nostri, questi valori hanno caratterizzato la storia delle istituzioni, una storia indissolubilmente legata alle vicende del nostro paese. La bandiera ha un profondo significato simbolico. Il cittadino la porta nel cuore, prima ancora di onorarla esteriormente, ed è dinanzi ad essa che questi uomini e donne prestano il loro solenne giuramento. Ecco, e poi è stato ricordato anche dal ministro Crosetto dal palco come sia stato proprio il presidente Mattarella a volere che questa festa tornasse, diciamo così, in grande stile, questa festa così antica, a ribadire questi valori. Ecco il tricolore, passa qui davanti ai bambini che applaudono, anche movimenti studiati nei minimi particolari. E ora l'attenzione è tutta per le frecce, se sono confermate le frecce dovrebbero essere l'ultimo atto di questa mattinata così intensa. La bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, la banda musicale e uno accompagnato d'onore interforze si posizioneranno di fronte alla tribuna autorità per rendere gli onori al Presidente della Repubblica. Ecco, il Presidente della Repubblica riceve gli onori e ci sarà ancora l'inno nazionale. Ecco, e poi la pattuglia proprio durante l'inno, quindi un grande momento simbolico. Gli allenamenti che hanno fatto, tutto quello che ci sono costato. No, dico, si allenavano e non facevano. Di solito passano sopra rialto. Intanto ricordiamo che il 4 novembre si è festeggiato ovviamente in tantissime altre città, soltanto per dirvi le commemorazioni questa mattina a Padova, Vittorio Veneto, in centro storico a Treviso davanti al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria. Dunque la cerimonia, quella più importante e solenne, è a Venezia, ma nel frattempo in tutto il Veneto si è festeggiato il 4 di novembre. Ecco le immagini di Alberto Pivetta e di Nicoletta Rizzetto vi stanno proprio facendo vedere da due punti della piazza come ci sia lo sfilamento dei reparti
davanti al palco delle autorità. Diciamo che poi l'inno nazionale e il passaggio delle frecce tricolori darà un po' il suggello. Ecco, allora è saltato per un attimo l'audio, ma adesso tra pochissimo dovrebbe essere suonato l'inno d'Italia e proprio durante l'inno ci dovrebbe essere il passaggio delle frecce tricolori, dovrebbe essere saltato forse il nostro collegamento con Lorenzo Maier. Vi ricordo Lorenzo Maier con Alberto Pivetta dall'altra parte. Io ci sono. Eccoti Lorenzo, ti sentiamo, è saltato per un attimo l'audio. Mi confermi che ora c'è l'inno e il passaggio delle frecce tricolori? Siamo davvero alle battute finali? Esatto, sì, è il suggello della giornata con questo passaggio. Frecce tricolori che dicevo dovrebbero arrivare dalla zona di Rialto, sopra Rialto. Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica, che accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Consigliere per gli Affari Militari del Presidente della Repubblica, lascia il luogo della cerimonia. Onori al Presidente della Repubblica. Scusa. Il ministro è qui dopo. Sì.
dei gonfaloni della Regione Veneto e della città metropolitana di Venezia lascia il voto della cerimonia. Onori al gonfalone della città di Venezia. Ecco gli onori al gonfalone della città di Venezia, avete sentito l'inno d'Italia, il passaggio delle frecce tricolori, il tricolore che ha sorvolato i cieli della laguna e poi il vociare dei ragazzi delle scuole elementari e scuole medie delle scuole del Veneziano arrivati, chiamati a raccolta per salutare e rendere omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Venezia scelta per la presenza del Presidente in questo 4 di novembre 2024 per noi sul posto Lorenzo Maier e Filippo Fois. Lorenzo, sei ancora collegato con noi? Sì, Eccoci Lorenzo, allora siamo davvero al termine, uno spettacolo incredibile, no? I paracadutisti prima, il tricolore poi portato dalle forze armate in chiusura davvero il volo delle frecce tricolori. La città di Venezia benedetta in qualche modo, no? In Italia si vedranno, in tutta Italia si vedranno le immagini della laguna di Venezia. Sì, questo tricolore sopra San Marco davvero è un segno importante, una città che ha risposto ancora una volta nel migliore dei modi, in assoluta compostezza, tranquillità, ma anche tanta gioia e soprattutto un richiamo importante affinché queste cerimonie non devono solo essere una semplice parata, un colpo d'occhio che comunque ci deve essere, ma deve essere anche un'occasione per mettersi nuovamente in gioco, avere speranza anche per tutte le sfide che attendono il nostro paese, la nostra regione, la nostra città di Venezia. Venezia ha concesso il suo palcoscenico migliore, il suo salotto buono, ecco, di un anno storico credo irripetibile, a aprire la visita del Santo Padre qui a San Marco e oggi la visita del Presidente della Repubblica. Sì, hai fatto bene a ricordare, no, questo passaggio, un anno incredibile per la città di Venezia e un anno particolare, un momento particolare anche per il nostro paese con i conflitti che in qualche modo stiamo assistendo, anche se a distanza, Lorenzo, ma li stiamo vivendo, dall'Ucraina a tutta la partita del Medio Oriente. Non a caso il ministro Crosetto ha voluto ricordare, no, che in qualche modo sono comunque conflitti che ci riguardano da vicino e per i quali le nostre forze armate stanno davvero dando il meglio di sé. Ok, sì, effettivamente una giornata davvero indimenticabile. Mi veniva in mente quando durante la pandemia qui a San Marco venne diciamo composta da parte delle persone una rosa tricolore che vennero invitati proprio per dare un segno di speranza in un momento difficile per il nostro paese e la nostra città. Oggi il sorvolo delle frecce tricolori ci fa ricordare il percorso che stiamo compiendo, ecco. E il fatto che Venezia comunque, come tutto il Veneto e tutto il nostro paese, si è dimostrata una città resiliente all'altezza delle sfide che arrivano e di quelle che soprattutto arriveranno, perché come hanno detto i bambini, come hanno detto tutti gli ospiti, questa è una cerimonia che deve guardare al nostro futuro. Potrebbe essere, quindi chiediamo anche di tenervi pronti, che riusciamo a intercettare il ministro Crosetto tra qualche istante, per cui se allora, così fosse vi chiederemo la linea. Va bene Lorenzo, la linea, perché, o meglio, forse è meglio se la teniamo noi, così. Vado per un attimo a salutare Filippo Fois lì con te in piazza San Marco. Un saluto veloce, Filippo, so che sei collegato anche tu. Ovviamente Lorenzo, se avrai il ministro Guido Crosetto al tuo fianco, chiedici immediatamente la linea. Filippo, ci senti? Sì, ti sento Anna, e naturalmente la banda ancora continua a suonare molto forte, però ci siamo e come vedete la piazza oramai si sta svuotando, anche se poi ancora sono rimaste tutte le autorità
Vi diamo anche una notizia che ci hanno confermato qui dall'organizzazione. Teoricamente potevano essere accreditate 4.000 persone per essere qui in piazza San Marco. Ci hanno detto dall'ufficio stampa del Quirinale che all'incirca sono venute 1 migliaio. Probabilmente il fatto di questa procedura ha scoraggiato alcuni. Comunque insomma 1.000 persone sono venute qui e avete sentito che erano poche ma ben motivate rispetto alle altre. Anna. Grazie Filippo, con la collaborazione tecnica della nostra Nicoletta Rizzetto. Lorenzo, siamo da te, com'è la situazione? Siamo qui in attesa del ministro che... Allora Lorenzo, noi dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Sì, dici Lorenzo. Voglio sottolineare che già molta gente è defluita con grande ordine, grande compostezza. Anche questo non era contato, una piazza che è stata chiusa dalle 2 di questa mattina per permettere tutti i lavori, che tra poche ore riprenderà la sua vita normale proprio qui davanti alla Basilica Cattedrale. Il Patriarca, che ha salutato il presidente Sergio Mattarella, ha benedetto questa cerimonia, il cappellano militare che lo stesso ha dato una benedizione ai bambini. Ecco, qui c'è Crosetto che sta salutando Vediamo i bambini. se riusciamo a intercettarlo. Sta arrivando, eccolo qui, vedo che si avvicina. Poi va su per qualche minuto e poi ci hanno detto che scenderà. Lorenzo, dobbiamo dare la linea alla regia. Andiamo in pubblicità Lorenzo, poi torniamo subito da te. A tra poco. Pubblicità. Eccoci, 4 di novembre, la festa di Unità Nazionale, festa delle Forze Armate. Siamo in diretta dalle 11:30 con Filippo Fois e Lorenzo Maier. La presenza a Venezia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha già lasciato la laguna, il passaggio delle frecce tricolori sopra la Basilica di San Marco, i ragazzi delle scuole di Venezia, elementari e medie, che hanno sventolato il tricolore al passaggio appunto delle Forze Armate. E diverse volte abbiamo potuto sentire l'inno d'Italia che ha campeggiato davvero in tutta piazza San Marco, ma che abbiamo potuto anche noi mandare in diretta. Allora per noi c'è ancora il nostro Lorenzo Maier che sta facendo la posta al ministro della difesa Guido Crosetto, che è salito di nuovo in tribuna, poi ha salutato i ragazzi. Allora Lorenzo, siamo alle battute finali, aggiornaci sulla presenza del ministro Crosetto. Sì, il ministro Crosetto tra un paio di minuti dovrebbe scendere qui e rilasciare qualche dichiarazione. Noi siamo in fiduciosa attesa. Ministro molto cordiale, devo dire, si è fermato con i bambini, ha salutato, davvero felice di essere qui a Venezia. Ministro che peraltro era stato pochi giorni fa in laguna al simposio delle marine militari in Arsenale, quindi è una persona che in questo periodo è stata di casa qui e soddisfatto anche ovviamente sia della presenza così qualificata di forze dell'ordine che anche della riuscita della cerimonia. Le sedie bianche dove erano i bambini sono già vuote, quindi tutto è già defluito per bene e il ministro è atteso qui da una rappresentanza, ecco, delle forze dell'ordine qui in alta uniforme che lo accompagnano in tutti i suoi passi, e quindi ci sarà una rappresentanza di tutte le forze dell'ordine con i cappelli piumati. Allora Lorenzo, torniamo da te tra pochissimo, ovviamente terremo l'immagine in allerta e potremo vedere in onda quando avrai il ministro. Ma intanto io voglio salutare e ringraziare gli ospiti che ci hanno raggiunto per questa nostra prima edizione, perché è tempo anche di parlare di manovra,
per entrare un po' nel cuore della politica nel nostro territorio. Lo facciamo con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Mauro, buongiorno, grazie per essere con noi. Il direttore di Coldiretti Veneto, Carlo Salvanna, grazie a lei per averci raggiunto. Allora, abbiamo visto le immagini del tricolore, no? Che sono immagini che emozionano tutti. L'abbiamo visto sorvolare i cieli di Venezia, l'abbiamo visto sventolato dai bambini. Questo tricolore che in qualche modo ci rappresenta, ma che va anche a raccontare che cosa è il nostro paese, che cosa sta facendo e quali piani, programmi ha per il futuro. Visentin, parto da lei, perché voi avete convocato insieme alla UIL lo sciopero perché la manovra che è stata approvata non vi piace. Allora ci racconta un po' brevemente quali sono i punti più contestati per voi. Allora, la manovra fortunatamente ancora non è approvata. Noi contestiamo alcune impostazioni legate appunto a questa manovra perché di fatto non risolve i problemi dei lavoratori, non risolve i problemi dei pensionati, anzi peggiora le condizioni soprattutto dei ceti medio-bassi e soprattutto non mette in campo nessun tipo di prospettiva di sviluppo che sia come dire, uno sviluppo capace di traguardare il futuro. Si gioca in difesa, continuano a mettere dei privilegi nelle mani di chi chiaramente ancora oggi non paga le tasse, non ha aderito neanche al concordato, perché certo che questo governo ne farà un altro successivamente e perché così lo hanno sempre fatto, e di fatto, come dire, non riesce a svoltare le condizioni di cittadini e lavoratori che sono affossati nelle finanze da una inflazione che è ancora galoppante e che ha mangiato il 17% di potere di acquisto delle pensioni e dei salari. Mauro, la blocco un attimo perché mi fanno vedere che c'è il ministro Crosetto, lo ascoltiamo un attimo. Le forze armate non servono per combattere guerre, servono per allontanarle il più possibile. Ultimissima cosa che chiedo, da Venezia un messaggio di pace molto forte. Beh certo, nessuno più delle persone che hanno perso degli amici, hanno perso un arto, hanno perso un pezzo della loro vita, sanno quanto sia importante il valore della pace, sanno quanto sia importante la sicurezza, cioè persone che vivono tutti i giorni nei teatri di guerra capiscono meglio di qualunque altro cittadino quanto la guerra deve essere combattuta e tenuta lontano. Quindi per questo le forze armate sono lo scheletro di una repubblica, per questo sono il presidio delle libere istituzioni. Cosa ha provato vedendo le frecce tricolore? Non possiamo ingigantare. Rai News, per piacere. Rai News. Nello Rega. Prego. Allora torniamo ai nostri ospiti perché il tema è quello della manovra. Abbiamo sentito Visentin. Senta Mauro, è uno sciopero che proclamate insieme alla UIL, la CGIL, la CISL, mi perdoni, non parteciperà allo sciopero generale? Non ha aderito, presumo non aderirà, non è la prima volta e appunto hanno posizioni e valutazioni diverse anche su la critica che pur in parte c'è a questa manovra anche da parte della CISL, e chiaramente in democrazia fintanto che regge e fintanto che riusciamo a difenderla, ognuno ha la libertà di affrontare le cose con le modalità previste democratiche che meglio crede. Senta, è uno sciopero generale che ritorna, voi chiamerete tutti, sarà con voi anche la politica, l'opposizione? Ma noi abbiamo presentato delle piattaforme al governo, delle richieste ben precise, e noi siamo ben lieti di condividere il nostro percorso di rivendicazione con chi sostiene le nostre battaglie e le nostre richieste. Pertanto che ci siano partiti di opposizione, che ci siano cittadini che hanno votato per questo governo, e alcuni ce ne saranno, e che hanno sostenuto i partiti di governo, a noi come dire,
lo dico male, poco importa, ci importa che sostengano e che condividano le modalità e le questioni che noi poniamo. Carlo Salvan, Presidente, senta, voi siete in audizione, no, per la manovra come Coldiretti. Che cosa chiederete? Quali sono le istanze degli agricoltori che rappresentate? Le abbiamo fatte presente, buongiorno a tutti, intanto proprio in Consiglio regionale la settimana scorsa per evidenziare il momento che sta attraversando il settore di particolare criticità. Non soltanto quella recente, ma dobbiamo anche assolutamente ricordare quella del periodo passato, soprattutto nel primo quadrimestre, dove siamo stati attraversati da tensioni anche piuttosto impegnative e pesanti nel nostro settore sia della pesca che dell'agricoltura, oltre che della zootecnia. È stata un'occasione di confronto con la Commissione Bilancio per far capire che purtroppo alcuni stanziamenti sono oggi sicuramente migliorabili. Abbiamo apprezzato lo sforzo fatto ad esempio in tema di fauna selvatica e anche della pesca. Riteniamo però che si possa e si debba avere ancora più coraggio nell'affrontare questi argomenti, pur consapevoli che purtroppo le risorse sono comunque limitate. Oggi però il settore ha sicuramente necessità e bisogno di vedere le soluzioni da mettere in campo velocemente per poter fronteggiare tutti quegli argomenti che avevamo presentato alla Regione proprio all'inizio di quest'anno. Anche perché Salvan è un settore, uno dei primi, no, chiamati alla sostenibilità, alla transizione energetica. Agli agricoltori viene chiesto molto, no, come cambio di passo, ma che tipo di sostegno avete in questo senso? Al settore viene chiesto sicuramente tantissimo e gli verrà chiesto sempre di più, ma non possiamo essere noi quelli che pagano purtroppo le vicende relative al cambiamento climatico o alle politiche di carattere green, che oggi sono per noi un serissimo problema. Lo stanno vedendo purtroppo in questi giorni i nostri colleghi in Spagna, ma lo stiamo vedendo anche noi nel nostro sud Italia a causa della siccità, quindi non vorremmo che l'agricoltura fosse utilizzata come capro espiatorio anche di questo tipo di situazione. Abbiamo un importante sostegno da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda la famosa politica agricola comunitaria. Chiediamo oggi, in questa fase in cui la Commissione e il nuovo Parlamento Europeo stanno già iniziando a parlare della prossima programmazione, che ci sia una rivisitazione e una rimessa al centro del ruolo dell'agricoltore, dell'allevatore, del pescatore, come protagonista della mitigazione dell'adattamento climatico e non soltanto come causa e responsabile di questo. Quindi anche insomma con dei sostegni tangibili, no, per la riconversione della vostra industria produttiva sostanzialmente. Poi sappiamo che anche uno dei grandi temi è quello dell'acqua, no, per quanto riguarda l'agricoltura. Sì, questo è sicuramente oggi uno dei temi più importanti, la buona e la sana gestione della risorsa idrica che viene fatta essenzialmente sul nostro territorio anche dai consorzi di bonifica, ed è un'attenzione e una modalità di gestione che si ripercuote poi non soltanto sul mondo agricolo ma su tutte le comunità, perché oggi la sicurezza idraulica è la condizione sine qua non sia per l'agricoltura ma anche per qualsiasi altra attività economica, sociale e civile sul nostro territorio. Quindi su questo riteniamo che anche come Regione Veneto possiamo e dobbiamo fare sicuramente di più, non soltanto per contrastare, come hanno dimostrato i bacini di laminazione negli ultimi mesi, ma anche per contenere quell'acqua che purtroppo oggi arriva sempre in maniera più estremizzata e polarizzata e che dobbiamo imparare a trattenere meglio per mettere a disposizione degli agricoltori, ma anche degli altri categorie economiche e dei cittadini nei momenti in cui questa manca. Grazie a Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Veneto, grazie a Mauro Visentin, Segretario Generale della CGIL di Treviso. Abbiamo parlato di acqua, tra l'altro è il 50° anniversario dell'alluvione del 1966 e tanto è stato fatto in questi 50 anni per mettere in sicurezza il nostro territorio, ma c'è la voce degli agricoltori del Veneto, così come dei lavoratori del Veneto. Ricordo, la manovra non piace a CGIL e UIL che hanno proclamato lo sciopero generale. Ci fermiamo, torniamo in pubblicità e poi parleremo di donazione e non solo.
Eccoci ben ritrovati, prima edizione, una prima edizione davvero molto ricca oggi che è la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Parliamo ora di salute e di dono e lo facciamo con Avis di Cimadolmo e Atta 3 Veneto. Vi presento Vanna Vendrame, presidente Avis di Cimadolmo. Vanna, buongiorno. E poi abbiamo la dottoressa Annalisa Rampazzo, coordinatore scientifico di Atta 3 Veneto. Buongiorno e grazie. Grazie a lei. Allora, che cosa vogliamo raccontare, Vanna? Una serata dedicata nello specifico, no, al tema della tiroide, certo. Organizzata proprio da Avis Cimadolmo. Ci tengo a dire che Avis non è solo donazione di sangue ed emocomponenti, ma sostiene la ricerca e favorisce anche quella che è l'informazione riguardo varie tematiche della salute. Abbiamo chiesto all'associazione Atta 3 di collaborare con noi e realizzeremo proprio questa serata inerente al tema della tiroide. Tutte quelle che sono le problematiche, poi ci spiegherà meglio la dottoressa, che si terrà appunto da noi a Cimadolmo mercoledì 6 novembre e quindi siamo qui per invitarvi tutti alla serata. Allora, in qualche modo un altro messaggio che voi lanciate che Avis non è soltanto donazione del sangue, ma è anche ricerca, è informazione, perché questa è divulgazione. Sì, molto importante. Vorrei sottolineare il fatto che anche la ricerca viene sostenuta in questo e Avis si occupa della salute e della cittadinanza a 360 gradi. Ecco perché cerchiamo molto frequentemente di organizzare queste serate inerenti a tutto quello che è appunto la parte sanitaria, la sanità pubblica. Dottoressa, perché la tiroide? Cosa non sappiamo, cosa dobbiamo sapere? Allora, intanto grazie dell'invito, grazie all'Avis che ci invita a Cimadolmo e a questa diretta. Tiroide, io amo di solito spiegare la tiroide come la batteria del nostro corpo e dico sempre a tutti: prova a tirar via la batteria al telefonino, vediamo se funziona. Questo per dire quanto è importante questo piccolo organo a farfalla alla base del collo, che è purtroppo soggetto a molte piccole patologie che poi magari preoccupano, ma potrebbe anche altrettanto avere una bellissima prevenzione di tutto questo. Quindi perché le serate? Per insegnare la funzione, la prevenzione. Prevenzione che nasce addirittura dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ente dello SNAMI, che ha anche approvato le nostre IODIO-MAP, che sono delle locandine informative per insegnare l'alimentazione, vuoi nel bambino, nell'adulto, nella gravida, nelle patologie tiroidee, per non arrivare ad alcune problematiche. E una volta che siamo arrivati a queste problematiche, insegnare come seguirle, perché molto spesso ci accompagnano tutta la vita, ma non sono per forza cose drammatiche. Anche fossero il famigerato cancro, e noi siamo ammalati di tumore tiroideo, quindi è un'associazione fatta solo da pazienti ed amici, ma in realtà il 90% siamo, come dico io, tutti colleghi di collana, quindi tutti operati per tumore della tiroide. Ci piace dire la tiroide non ti cambia la vita, però ci devi saper vivere insieme. E quindi per esempio con una terapia che ti accompagna tutta la vita abbiamo addirittura preparato un libretto di domande e risposte sulla terapia, perché tutti i santi giorni sei agganciato a questa piccola dose di ormone che ti permette di vivere. E quindi della tiroide imparare tutte queste piccole ma fondamentali cose. Allora, sono tanti gli ospiti della serata, poi vi faremo vedere la locandina. Abbiamo ancora pochi secondi di pubblicità e dopo vi faremo vedere la locandina, così avrete anche un po', come dire, la mappa di dove andare, quando andare, e è importante perché giustamente, come dice lei, ci può accompagnare nel corso della vita, no? Una patologia, la tiroide, ma se sappiamo come gestirla possiamo vivere assolutamente una vita senza dubbio normale. Senza dubbio, io dico sempre 7 figli, 4 Olimpiadi, 11 lauree, possiamo far tutto. Insomma, lei è anche un'eroina. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo qui in prima edizione. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, il tema è quello della salute, siamo con la presidente di Avis Cimadolmo. La serata, ve la facciamo vedere, la locandina è quella di mercoledì 6 novembre ore 20:30 a Cimadolmo, Avis e Atta 3 Veneto, una serata dedicata alla tiroide con medici esperti
volontari che giustamente vanno ringraziati per il loro lavoro e il loro impegno. Ci tengo assolutamente a far presente che vengono i medici della nostra ULSS, che sono il fiore all'occhiello, e un vanto proprio perché mettono a disposizione la loro esperienza, i loro anni di esperienza, la loro formazione per l'informazione, per dare qualcosa di più oltre l'orario di servizio, che non è poco. Non conoscevamo ATA3, grazie per la collaborazione. Mi rendo conto che è effettivamente il problema della tiroide è un mondo che si apre a noi sconosciuto, insomma. Le problematiche sono molte, non ci rendavamo anche noi conto, noi organizzatori, finché non siamo entrati nel merito. Quindi ci teniamo a divulgare queste conoscenze, grazie dottoressa che ci dà disponibilità, e grazie ai medici che interverranno quella sera. C'è, vedete, la grande rete che si crea sul territorio, no? Dove ci sono le competenze, dove c'è Avis, no? Che fa divulgazione a 360 gradi. La competenza che nasce dall'esperienza, no? Annalisa, lei diceva, siamo ATA3, siamo tutte persone che ci sono passate attraverso e che quindi... proprio perché ci siamo passati attraverso abbiamo avuto il desiderio, il bisogno di fondare un'associazione che fosse un ponte tra il paziente e la sanità, perché il paziente potesse partecipare alla sanità e la sanità capisse il paziente. Un mio collega dice un termine bellissimo, che i medici parlino tutti la stessa lingua. Sembra una cosa molto ovvia, cosa che non lo è. Però anch'io amo molto ringraziare i colleghi che verranno, perché c'è una preparazione a monte del materiale, del linguaggio da usare, del tempo per venire. Non è automatico che un collega mi dica sì, va bene, ok, vengo. E questi sono disponibili sempre, perché facciamo molte altre serate e abbiamo queste creature che ci dicono sempre di sì. Noi come ATA, dico sempre, siamo degli ambulanti, non abbiamo addirittura una sede come si può identificare, ma partiamo con i nostri borsoni, con il nostro materiale, e grazie a Dio chi ci invita, grazie ad Avis, andiamo a raccontare e a provare a essere disponibili ai pazienti. Allora, vedete, tempo, competenze e parole preziose. L'appuntamento è mercoledì 6 a Cimadolmo con Avis e con ATA3. Presso l'auditorium avremo, le strade saranno ben segnate, quindi non sarà difficile arrivare. Non sarà difficile trovarvi. Un buon partigiano. Grazie a Vanna Vendrame, grazie alla dottoressa Annalisa Rampazzo per essere state con noi. C'è il tempo per darvi il sondaggio di Ring di questa sera. Attenzione, perché domani si vota le elezioni in America, cruciale momento per il prossimo equilibrio politico ed economico internazionale. La sfida tra Kamala Harris e Donald Trump vede una vigilia bollente, con Trump che alza la tensione paventando già il rischio di brogli. Allora, questo è un po' il quesito che vi poniamo, gli USA al voto. Chi sarà presidente? Proviamo a fare noi i nostri exit poll. Allora, vi chiediamo di partecipare al voto, ovviamente la chiamata è gratuita e questi sono i due contatti da chiamare se pensate che vincerà Harris, lo 0422 16 26 691, Trump 0422 16 26 690. Gli ospiti di Ring di questa sera: Lucas Pavanetto con Fratelli d'Italia, Fabrizio Boron, Forza Italia, Nicolò Rocco per Azione, Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, Jonathan Montanariello per il Partito Democratico. Quindi avete visto, il parterre è carico, ci sono tutti per parlare, insomma, dei nuovi equilibri futuri e internazionali. Grazie alle nostre ospiti. Mercoledì 6 con l'appuntamento è con Avis e con tutte le problematiche legate alla tiroide. Grazie per averci seguito. Siamo partiti alle 11:30 e si termina alle 14, quindi è una prima edizione, insomma, un po' più ricca. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata con Antenna 3. Arrivederci.